Buonasera, in apertura gli aggiornamenti sul coronavirus. In Calabria da ieri 7 nuovi positivi. In Calabria ad oggi sono stati effettuati 52.257 tamponi. Le persone risultate positive al coronavirus sono 1.151, 7 in più rispetto a ieri. Quelle negative sono 51.106. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: a Catanzaro 37 pazienti in reparto, 1 in rianimazione, 41 in isolamento domiciliare, 102 guariti e 33 deceduti. A Cosenza 8 in reparto, 199 in isolamento domiciliare, 226 guariti e 34 deceduti. A Reggio Calabria 8 in reparto, 1 in rianimazione, 108 in isolamento domiciliare, 138 guariti e 17 deceduti. A Crotone 3 in reparto, 29 in isolamento domiciliare, 79 guariti e 6 deceduti. A Vibo Valentia 39 in isolamento domiciliare, 37 guariti e 5 deceduti. Nel numero dei casi testati attraverso tampone sono compresi 4.548 riferiti ai rientrati presso la propria residenza. Di questi 15 sono risultati positivi. Le persone decedute vengono indicate nella provincia di provenienza e non in quelle in cui è avvenuto il decesso. I soggetti in quarantena volontaria sono 10.522, così distribuiti: a Cosenza 2.347, a Crotone 2.482, a Catanzaro 2.436, a Vibo Valentia 690 e a Reggio Calabria 2.567. Dall'ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono più 276, quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono più 126, per un totale di 402. A Trebisacce è acceso confronto tra il sindaco e il commissario dell'ASP di Cosenza. L'ospedale Chidicchimo potrebbe ospitare alcuni pazienti guariti dal coronavirus, ma il primo cittadino chiede il potenziamento della struttura. L'ospedale Chidicchimo di Trebisacce potrebbe ospitare alcuni pazienti guariti dal coronavirus. Acceso confronto tra il sindaco Francomundo e il commissario dell'ASP Zuccatelli, sia all'ospitalità per pazienti negativizzati, sottolinea il primo cittadino, ma la struttura deve essere potenziata. Il commissario Zuccatelli ha chiesto la disponibilità della nostra struttura a ricoverare qualcuno, 4-5 di questi pazienti. Noi siamo una lungodegenza, sono previsti 10 posti letti di RSA, 20 di medicina. Ci siamo incontrati ieri, proprio perché è necessario, qualora arrivano questi pazienti, predisporre tutto quanto necessario e mettere in sicurezza non solo i pazienti, perché è giusto che sia così, ma anche gli operatori sanitari e tutti coloro che lavorano intorno alla struttura ospedaliera. Questo è stato l'oggetto dell'incontro e non del contendere. Naturalmente abbiamo fatto presente la necessità e l'opportunità di potenziare i servizi, di poter garantire la sicurezza di tutti, e su questo ci siamo confrontati e ci siamo dati appuntamento a giovedì. Ma l'oggetto principale è anche quello di dare avvio contestuale alla fase di potenziamento della struttura ospedaliera di Trebisacce, per come previsto sia dal decreto 64 emanato dal commissario ad acta per il piano di rientro, che in virtù di una sentenza passata in giudicato ancora non attuata. Emergenza rifiuti a Cosenza. Tra gli appelli lanciati da Calabramacere e la Regione per l'individuazione di nuove discariche e le precisazioni del sindaco della città dei Bruzzi, Mario Chiuto. Cosenza in piena emergenza rifiuti, spazzatura che si accumula di giorno in giorno, discariche sature e soluzioni tampone che di fatto non alleviano il problema. E di oggi il documento della Calabramaceri inviato al presidente del lato Cosenza Marcello Manna, alla governatrice Iole Santelli, ai dipartimenti della regione e ai sindaci del lato, in cui si comunica che nonostante da ieri ci sia la possibilità di conferire una parte dello scarto a San Giovanni in Fiore, l'impianto
di Calabra Maceri ha visto aggravarsi in modo sostanziale la situazione degli stoccaggi. Nella sola giornata di ieri sono stati scaricati 680 tonnellate di rifiuti urbani provenienti dal bacino del Lato. L'impianto, si spiega, potrebbe reggere questi numeri, ma deve essere sgomberato dagli accumuli degli scarti. Pertanto si chiede urgentemente una soluzione, perché l'impianto, si precisa, in queste condizioni non lavora in sicurezza e rischiamo di provocare danni irreparabili sia agli impianti che alle strutture, si precisa. La proposta di Calabra Maceri per risolvere il problema è quella di individuare un'altra discarica. Si suggerisce Cassano allo Ionio, la quale potrebbe assorbire i mancati conferimenti. La lettera firmata da Crescenzo Pellegrino. Dal comune di Cosenza però il sindaco ad affermare e chiarire i passaggi che compongono il ciclo dei rifiuti e sollecitare soluzioni. Dobbiamo spiegare bene ai cittadini che il ciclo dei rifiuti si compone di vari passaggi. I comuni devono fare la raccolta differenziata e il comune di Cosenza per esempio la fa molto bene, è stato uno dei primi in Calabria, nel sud, ha ricevuto più volte dei riconoscimenti nazionali, siamo circa al 60% di raccolta differenziata come percentuale e questo riduce quindi la percentuale di rifiuti indifferenziati che sono quelli che vanno nelle discariche e negli inceneritori. Discariche oggi i cittadini non le vogliono più, sono quasi vietate ormai anche da direttive comunitarie perché inquinano il sottosuolo, gli inceneritori inquinano anche l'ambiente circostante, quindi è ovvio che più riduciamo la percentuale di rifiuti che va in discarica, meno problemi poi ci sono perché come abbiamo visto queste discariche si bloccano sempre. Ora i comuni quindi in questi anni hanno fatto un passo in avanti in Calabria. Purtroppo rimane il problema irrisolto degli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati e degli impianti di smaltimento, cioè le cosiddette discariche o gli inceneritori, perché pur essendo una parte residua ormai, quindi per esempio se il comune di Cosenza produceva 100 tonnellate in un giorno di rifiuti indifferenziati, oggi ne produce 40 tonnellate. Questo vuol dire che ne vanno di meno, ma comunque vanno in questi impianti di trattamento e vanno nelle discariche. Per cui se queste si bloccano noi restiamo con i rifiuti in strada e questo ci procura molti danni. E oggi a Cosenza raccolta dei rifiuti a rilento per lo sciopero dei dipendenti di Ecologia Oggi. A complicare la situazione rifiuti a Cosenza anche lo sciopero degli operai di Ecologia Oggi. Il 90% dei lavoratori dell'azienda ha aderito oggi allo sciopero indetto dai sindacati, a riferirlo le stesse organizzazioni sindacali che sottolineano i motivi alla base della protesta. Diverse le criticità, scrivono in una nota, che ad oggi non hanno trovato soluzione. Indice puntato contro la direzione aziendale che, a detta dei sindacati, in modo unilaterale e discriminatorio nei confronti dei lavoratori avrebbe attribuito ferie forzate, turni di lavoro non adeguatamente organizzati e un clima di stress correlato che diviene dalla gestione dell'emergenza coronavirus. Tra i motivi compaiono anche i continui ritardi nel pagamento degli stipendi. Ad oggi, lamentano le tute gialle, non è stata pagata la mensilità di aprile e nelle erogazioni contrattuali, oltre al mancato accordo con Confindustria per la sostituzione del direttore generale. Per i prossimi giorni sono state annunciate altre forme di protesta. I sindacati chiedono alla Prefettura e al Comune di Cosenza l'apertura di un tavolo per affrontare le problematiche, visto il disagio che i lavoratori stanno vivendo. Fondi per l'emergenza Covid, erogato solo il 36% delle risorse da parte dei comuni in provincia di Cosenza. I dati resi noti dalla Prefettura che ha avviato un monitoraggio sul territorio. Solo il 36% delle risorse stanziate dal governo per l'emergenza Covid-19, parliamo dei buoni spesa, è stato erogato in 113 comuni su 150 della provincia di Cosenza. In particolare su oltre 215.000 nuclei familiari mono e pluriparentali, solo l'8% ha avuto accesso ai contributi. Su oltre 10 milioni di euro assegnati ai comuni ne residuano tuttora oltre 6 milioni e mezzo.
e cioè il 64% del totale stanziato, e quanto rende noto la Prefettura di Cosenza, che ha avviato un monitoraggio finalizzato a verificare la portata del disagio sociale sul territorio, oltre l'efficacia delle misure adottate. Dai numeri emerge che solo una piccola parte dei soldi stanziati da Roma è arrivato alle famiglie. Perché? Dove si è inceppato il meccanismo? Se il bisogno è cresciuto, come testimoniano a Cosenza ad esempio associazioni come la Terra di Piero, che ogni settimana consegna circa 1000 spese in quelle case sprovviste del necessario, se il Banco Alimentare e la Caritas hanno visto aumentare in maniera esponenziale le richieste, se insomma la difficoltà è notevolmente aumentata e le risorse ci sono, perché non si riesce a far arrivare i soldi laddove servono. Da quanto si fa sapere dal Palazzo di Governo Bruzio, alcuni enti locali hanno avviato le procedure per un ulteriore bando, anche rimodulando i criteri di selezione, con l'obiettivo di ampliare la platea dei beneficiari. La Prefettura fa sapere vigilerà finché i cittadini resi fragili economicamente dal lockdown non vengano esclusi. La ripresa post-emergenza ha i tanti dubbi. A Crotone la protesta dei commercianti, prima un sit-in in piazza davanti al municipio e poi il corteo per le vie della città. Queste sedie vuote che noi guardiamo qua sono di tutte le aziende che non hanno voce ma rischiano di chiudere. Quindi noi abbiamo bisogno di meno burocrazia e con fatti più concreti. Le sedie vuote davanti il Palazzo di Città a Crotone per chiedere chiarezza in vista delle riaperture delle attività commerciali e maggiore dialogo con imprese ed artigiani. Così non si può andare avanti. Le imprese continuano a essere in ginocchio, siamo 70 giorni ormai di chiusura. Riapriremo lunedì, ma riapriremo come se nulla fosse accaduto. I costi sono rimasti attivi, noi ci mettiamo del nostro, però non possiamo affrontare la realtà economica senza l'intervento di chi ci deve sostenere a livello amministrativo, quindi sia comunale sia regionale che governativo. C'è incertezza su quelle che saranno le regole da seguire, ma non solo, anche sulle sanzioni che peseranno in non poco, ad esempio per i ristoratori. E poi c'è anche la vicenda delle royalties del metano, fondi che potrebbero essere impiegati per far ripartire il tessuto economico e sociale crotonese. Ci rivolgiamo soprattutto ai fondi delle royalty che sono a disposizione dell'amministrazione comunale di Crotone, fondi che sono destinati, per come sappiamo tutti quanti, da convenzione con ENI allo sviluppo economico territoriale, ed è per questo motivo che, fatto salvo i servizi essenziali dell'amministrazione comunale, abbiamo chiesto con forza ai tecnici del comune di trovare e mettere immediatamente disponibili queste risorse alle piccole e medie imprese del comune di Crotone sotto forma di strumento di fondo perduto. Fino a ieri c'era il rischio della responsabilità penale da parte di INAIL sul datore di lavoro, cioè sono cose veramente che non aiutano le imprese. Se le richieste cadranno nel vuoto, la protesta sarà eclatante. Stiamo pensando a un'azione forte che è quella dell'occupazione delle piattaforme a mare e dell'ENI, e questo lo stiamo programmando con le altre associazioni di categoria, con gli imprenditori e anche con i pescatori, perché sono vicini al mondo della piccola e media impresa che in questo momento stanno soffrendo in maniera irreversibile. E Camigliatello è pronta a ripartire. Da lunedì gli esercizi commerciali riapriranno, ma ancora molti i dubbi da parte degli esercenti. Da via Roma a Camigliatello che si sta svegliando, mancano meno di 48 ore all'apertura di numerosi esercizi, quasi tutti approfitteranno di questa nuova fase, naturalmente con qualche difficoltà. Noi abbiamo fatto un giro per Camigliatello in queste ore e abbiamo trovato gente laboriosa che sta sanificando, sta mettendo a posto, sta misurando i tavoli, le distanze per capire quante persone potranno accedere in massima sicurezza. C'è grande impegno, grande rispetto delle regole, ci sono degli interrogativi. Molti sono in difficoltà nel capire le normative, comprendere quello che si può fare e quello che non si può fare, navigano un po' a vista guardando i siti dell'INAIL, guardando le disposizioni del Ministero. Alcuni hanno ricevuto già dei controlli e sono un po' arrabbiati perché speravano che ci fosse un po' di comprensione in questo momento in cui ci si sta tutti mettendo in moto con molte difficoltà. Questa è via Roma dal 18 a lunedì sarà, o nei prossimi giorni,
giorni un salotto all'aperto. Salve, buonasera a tutti. Sì, ci si sta organizzando per questa ripartenza poi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Noi come ogni anno, ma quest'anno ancora di più, diamo la possibilità a tutti gli operatori, ai nostri ristoratori di avere più spazio all'esterno, viste anche le esigenze del periodo, quindi il corso partirà per fine mese l'isola pedonale, quindi si avrà la possibilità appunto di pranzare, di prendere un caffè all'aperto nel nostro bellissimo corso nel cuore della Sila. Si cerca quindi di ripartire, di riprogrammare con tante difficoltà perché, come dicevate voi, le nostre attività, il nostro tessuto economico è stato fermo, è stato paralizzato per quasi 3 mesi, quindi è difficile, è dura ripartire, però credo che c'è tanta voglia, insomma, di ripartire, c'è lo spirito giusto, quindi si può, nonostante le incertezze, la confusione che c'è anche tra le diverse disposizioni, la diversa normativa nel settore specifico, però insomma si cerca comunque di affrontare al meglio questa ripartenza. C'è qualcuno che già si sta interessando, anche dalle altre regioni si comincia a chiedere, quando poi ci sarà lo sblocco e sarà possibile venire per esempio dalla Sicilia, dalla Puglia, dalla Campania, che sono le regioni che amano di più il nostro altopiano silano, si stanno informando per capire come si sta attrezzando la Sila. Cominciano ad arrivare timidamente qualche segnale di vivacità da questo punto di vista, quindi abbiamo qualche mail, qualche messaggio in cui persone da fuori regione cominciano a chiedere informazioni su quali siano le condizioni turistiche della Sila. C'è molto interesse chiaramente per quanto riguarda la Sila, perché intanto si sa che è un territorio che è stato, diciamo, immune rispetto al virus, per cui non ci sono stati casi di Covid-19. È un luogo dove si respira l'aria più pulita d'Europa e sappiamo che questo aspetto chiaramente aiuta molto, come dire, ad avere questa immunità, per cui in un certo senso c'è molta curiosità da parte degli esterni. In questo periodo si è oltretutto lanciato un messaggio attraverso associazioni del settore turistico dicendo che appunto la Sila è pronta ad accogliervi, intanto perché ha anche dei grandi spazi a disposizione, abbiamo tanti chilometri quadrati a disposizione, c'è una scarsa presenza demografica, per cui di conseguenza si possono accogliere un numero considerevole di persone. Non ci mancano gli spazi, non ci manca la volontà, perché tutte le attività si stanno preparando. La richiesta principale soprattutto è quello di attività outdoor, quindi da fare all'aperto. E riapre da oggi il lungomare a Mirto Crosia sullo Ionio Cosentino e in vista delle riaperture delle attività commerciali si pensa alla prossima stagione estiva. Ne abbiamo parlato con il sindaco. Con la stagione estiva ormai alle porte riparte la programmazione in questa fase 2, anche se sarà un 2020 anomalo. A Mirto Crosia sullo Ionio Cosentino ci si attrezza a piccoli passi ripartendo dalla riapertura del lungomare. Da stamattina il lungomare Centofontane è aperto al pubblico dopo oltre 2 mesi di chiusura. Abbiamo effettuato lavori di pulizia del lungomare e partiranno fra qualche giorno anche i lavori sull'arenile, quindi sulla spiaggia, per renderla utilizzabile e fruibile per tutti i cittadini già a partire dai primi giorni del mese di giugno. Al momento restano chiusi i parchi giochi per bambini e le attività ludiche per gli anziani. E sono chiuse le aree gioco con gli attrezzi per i bambini e la zona bocce per evitare l'assembramento di persone. Da lunedì le attività commerciali inizieranno a riattivare la macchina organizzativa. Lidi e bar avranno il tempo di attuare le norme previste. Già a partire dal 18 il settore della ristorazione, i lidi hanno già iniziato a fare lavori di pulizia. Secondo il programma estivo dovrebbero aprire già dalla prossima settimana, anche se comunque qui da noi la stagione balneare inizia già dai primi di giugno, quindi in questo periodo i ristoratori naturalmente dovranno uniformarsi a tutte le limitazioni imposte dalle norme nazionali. Niente manifestazioni estive, sarà un anno sabbatico per eventi e spettacoli all'aperto. Non sarà la stagione turistica che siamo abituati a vedere ogni anno sui lidi, sul litorale. Sicuramente ci saranno molte più norme da rispettare, il distanziamento, le attività commerciali dovranno usare dei dispositivi di protezione
e quindi usare tutti quegli accorgimenti per evitare che il virus possa ancora manifestarsi anche in questi periodi. Un igienizzante per le mani al profumo di clementine DOC calabresi, l'idea nata nella piana di Sibari. Fino a poco tempo fa erano diventati prodotti introvabili, gli igienizzanti per le mani sono diventati necessari al tempo del coronavirus e alcune aziende calabresi hanno deciso di produrli per fronteggiare l'emergenza e renderli reperibili per gli utenti. Qui siamo nella piana di Sibari, nel comune di Corigliano Rossano, dove dalla sinergia di due imprese è nato l'igienizzante mani all'essenza di clementine. È nato tutto praticamente durante il lockdown che abbiamo subito nel mese di aprile. Come tutte le aziende, la mia ha avuto una brusca fermata. Siamo stati costretti, come la maggior parte delle aziende, a ricorrere in parte alla cassa integrazione. Però con chi è rimasto in azienda, quei 3-4 persone che siamo rimaste, ci siamo concentrati sullo sviluppo di un prodotto igienizzante che potesse in questo periodo di tempo darci comunque la possibilità di lavorare, ma anche non tanto di guadagnarci, anche tanto la possibilità di tenere impegnata la mente, no? Riuscire comunque ad impegnarsi in qualcosa e di realizzare un prodotto che inizialmente avevamo pensato di regalare, donare alle varie forze dell'ordine, alle varie amministrazioni comunali, come comunque abbiamo fatto. Quindi siamo partiti da una ricetta letta su internet, quella consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e con un laboratorio attrezzato che abbiamo, quindi ci è bastato poco comunque riuscire a realizzare un gel igienizzante. Un progetto made in Calabria per valorizzare la nostra terra con prodotti locali e dare un contributo fattivo nella lotta al Covid-19. Siamo un'azienda che da più di 20 anni produciamo succo di clementine e di arance. Abbiamo anche un nostro brand con una bibita a base di succo di clementine e produciamo anche oli essenziali. È stato questo appunto la nostra unione con l'azienda dell'ingegnere Francesco Santella, che ha pensato di realizzare un gel igienizzante, e noi abbiamo detto insieme rendiamolo profumato con le essenze delle nostre clementine. Insieme a un altro collaboratore, Roberto Milione, che si occupa della parte commerciale, abbiamo iniziato questo percorso facendo rete di azienda e sviluppando il nostro igienizzante gel mani Defense. E adesso le previsioni del tempo. L'ormai imminente weekend continuerà ad avere un sapore estivo grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Seppur i cieli non saranno limpidi e soleggiati, ma piuttosto offuscati a causa dell'alta concentrazione di pulviscolo sahariano e per il transito di nuvolosità medio-alta, le temperature resteranno decisamente al di sopra delle medie stagionali. Domani cielo generalmente offuscato, nel corso della giornata aumento della nuvolosità per il transito di nubi medio-alte, temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti, domani mari generalmente poco mossi con venti di direzione meridionale. Per essere sempre aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo, vi rimando oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.com anche alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, grazie per l'attenzione e buona serata.